Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, oggi in Calabria per la seconda giornata di esercitazione antisismica nazionale, ha rassicurato il presidente della regione ed il sottosegretario regionale Torchia che il prossimo Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità naturale per la Calabria. Si è dovuta fare una ricognizione dei danni, ha detto il sottosegretario Torchia, su una porzione molto vasta di territorio, poiché gli eventi alluvionali hanno interessato gran parte della nostra regione. Un'occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su specifici scenari di intervento, e questo è lo scopo del test Calabria 2011. Oggi il capo della Protezione Civile Nazionale è stato a Scilla per assistere a una prova di interoperabilità, poi a Germaneto per incontrare i volontari di protezione civile coinvolti in attività addestrative, quindi a Marano Marchesato in provincia di Cosenza presso l'ex campo sportivo, dove è stata allestita l'area di accoglienza della popolazione. Vincenzo Speranza, ex questore di Reggio Calabria, dovrebbe subentrare al generale della Guardia di Finanza Graziano Melandri nel ruolo di commissario all'emergenza ambientale in Calabria. La nomina non è stata ancora ufficializzata, ma sembra ormai certo che il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, darà il via libera a breve. Il nome di Speranza è stato fatto dal governatore Scopelliti, che l'ha conosciuto nella sua esperienza di sindaco al capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Si è costituito presso la casa circondariale di Cosenza Pantaleone Laratta, detto Leo, 23 anni, sfuggito alla cattura a Crotone nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Golden White. Il blitz per eseguire provvedimenti cautelari emessi dalla procura a carico di 15 persone responsabili di reati in materia di sostanze stupefacenti e rapine pluriaggravate in danno di esercizi commerciali della città pitagorica. Giornata all'insegna della sicurezza, quella di ieri, non solo nelle scuole ma anche alla guida. Un convegno è stato promosso dall'Automobile Club Cosenza dal titolo Sicurezza stradale e legalità. I dati elaborati da ACI e Istat sugli incidenti avvenuti nel 2010 risultano essere ancora poco confortanti, considerato l'alto numero di vittime che ogni anno si registrano sulle strade. In Calabria, gli incidenti mortali nell'ultimo anno sono stati 138, di cui 41 nella sola provincia di Cosenza.